Da indiscrezioni, Filippo Russotto non dovrebbe essere implicato nella vicenda della scomparsa di Jessica. Guardi, in realtà ad oggi il signor Russotto risulta essere l'unica persona indagata per due capi di imputazione. Da Messina abbiamo appreso in realtà che le tracce ematiche rinvenute presso l'abitazione di Favara riguardano tracce ematiche di un soggetto di sesso maschile. Nulla è stato rinvenuto di altro sia all'interno dell'autovettura ma anche presso le varie abitazioni poste sotto sequestro. Quindi credo che l'esame da parte del RIS di Messina sia tranciante e quindi ci auguriamo che da qui a breve la Procura, anche su mia sollecitazione o eventualmente di motu proprio, possa dissequestrare, restituire quanto oggetto di sequestro al signor Russotto e possa anche avanzare una richiesta di archiviazione per dare modo quindi anche al signor Russotto di passare da persona indagata a persona offesa. Da parte vostra farete delle richieste di dissequestro? Sì, guarda, io ho già una richiesta di dissequestro già pronta, credo di depositare massimo lunedì mattina, quindi mi auguro che la Procura nell'arco di poco tempo possa restituire quanto oggetto di sequestro. Il signor Russotto si è sempre dichiarato sin dall'inizio della perquisizione estraneo totalmente all'intera vicenda. Noi non abbiamo ostacolato l'autorità giudiziaria, anzi abbiamo collaborato con la Procura. Non abbiamo nominato nessun consulente perché eravamo certi dell'esito dell'esame da parte del RIS. Addirittura abbiamo anche rinunziato a dei determinati termini previsti dal codice per evitare di posticipare l'accertamento. Questo difensore aveva degli impegni concomitanti professionali contestualmente all'accertamento. Non ho depositato nessuna richiesta di rinvio per legittimo impedimento e quindi posticipare l'accertamento perché noi avevamo l'esigenza di ottenere immediatamente l'esito di quell'esame. Non le nascondo che non abbiamo appreso dell'esame con stupore, perché già eravamo coscienti che l'esito di quell'esame era un'esclusione da parte del signor Russotto dall'intera vicenda. Sono stati effettuati dei prelievi salivari e anche lì il signor Russotto in maniera molto volontaria ha prestato il proprio consenso. Poteva opporsi il signor Russotto, cosa che non è stata fatta. È stato fatto anche un prelievo salivare anche in capo allo stesso Russotto, non si è opposto, lui ha sempre cercato di collaborare con l'autorità giudiziaria e questo è oggi il risultato. Ancora l'esito lo attendiamo, aspettiamo che venga depositata una relazione tecnica da parte del RIS di Messina. Da quello che lei sa, a che punto sono le indagini? Guardi, le indagini da quello che mi consta è che Russotto risulta ancora essere indagato per prostituzione e per sequestro di persona. Non so se ci sono altri soggetti iscritti nel registro degli indagati. Mi auguro che la dottoressa Paola Vedolo, perché è titolare del fascicolo, possa da qui a breve dare un segnale, soprattutto anche alla famiglia, e poter individuare l'eventuale autore di qualche reato.